altro aspetto che ho percepito è quello della totale disaffezione da parte dei cittadini del Comune di Fiume Veneto verso la vita pubblica. Faccio un esempio. Il Consiglio Comunale, come voi sapete, è un Consiglio Comunale al quale possono partecipare tutti i cittadini. Non hanno diritto di parola se non nei Consigli Comunali aperti, ma sono Consigli Comunali, sono sedute pubbliche. Ecco, ai Consigli Comunali partecipano dalle 5 alle 10 persone, in genere sempre le stesse, in genere i soliti affezionati. Con un buon amministratore si deve chiedere, non può non chiedersi perché questo accade, perché nessuno partecipa ai consigli comunali e deve chiedersi anche come fare per risvegliare l'interesse nella partecipazione, perché nei consigli comunali, in quella sede, si prendono delle decisioni importanti per i cittadini. Sono decisioni alle quali si arriva o si dovrebbe arrivare, purtroppo questo spesso non accade, attraverso il lavoro delle commissioni, però sono decisioni che ci devono interessare e che dobbiamo apprendere direttamente in sede di Consiglio Comunale, ed è anche lì che riusciamo a capire, a toccare con mano e a percepire chi ci sta amministrando e come ci sta amministrando. Come sta amministrando questo Comune.